Ora è ufficiale, Bruno Vicente torna ad indossare la maglia dell'Acragas. Il centrocampista brasiliano classe 89 ha già svolto il suo primo allenamento agli ordini di Raffaele di Napoli. Vicente era stato ad Agrigento nella stagione 2015-2016. Sono particolarmente felice di tornare a giocare per questa maglia. Queste le prime parole del giocatore carioca. L'Acragas, ha aggiunto Vicente, è una squadra importante con una tifoseria meravigliosa. Spero anche quest'anno di poter dare il mio contributo per raggiungere traguardi importanti. E il mercato del gigante nelle ultime ore ha subito un'accelerazione, ufficializzata la riconferma di Antonio Sepe, classe 92, già alla corte di Napoli nel campionato appena trascorso. Il club ha inoltre annunciato l'acquisto di Gaetano Navas, classe 97, originario di Napoli, arriva dalla Nocerina in Serie D e nel recente passato ha indossato anche le maglie di Grosseto, Potenza e Arzanese. E intanto movimenti anche nell'assetto degli incarichi dirigenziali. I presidenti Silvio Alessi e Marcello Giavarini comunicano di aver affidato l'incarico di responsabile marketing e comunicazione al socio del club biancoazzurro Massimo Lupo. Lupo è un imprenditore conosciuto ad Agrigento, ma non solo, è titolare di molte sale cinematografiche nel capoluogo in provincia di Agrigento. La sua professionalità e la vasta esperienza nel settore, sottolinea Silvio Alessi, contribuiranno allo sviluppo di nuove iniziative di comunicazione finalizzate a rendere la collaborazione degli sponsor dell'Acragas sempre più interessante e coinvolgente.